Michele Radelli, amministratore delegato di Casa Vinicola Caldirola, un'azienda sempre in continua ascesa in un mercato dove il vino e soprattutto il vino italiano, rappresentativi del vino italiano, continua a tessere la sua maglia sempre più ampia di innovazione e molto anche di sicurezza, perché c'è un grande sodalizio, il sodalizio con la Cacciatore e tutti i suoi vini, e Pharmapiù, un'azienda leader nella produzione di ethyl test. Abbiamo cercato noi questa sinergia proprio come attenzione al nostro consumatore. L'attenzione che abbiamo posto è stata quella di dire comunque di essere sicuri anche dopo aver consumato il vino, e abbiamo distribuito questo prodotto, lo facciamo qua al Vinitaly, ma lo faremo anche nelle altre fiere, lo daremo in omaggio con i nostri prodotti, lo facciamo adesso ma continueremo a farlo anche in futuro. Noi ci teniamo a dire questo, siamo legati ad ogni regione italiana, ci sentiamo italiani anche per questo, perché pur essendo un'azienda lombarda noi viviamo in tutte le regioni d'Italia e poi chiaramente lo portiamo nel mondo. L'abbiamo portato prima in Europa e adesso ci stiamo espandendo nei mercati al di fuori della comunità europea, sempre però con quella connotazione di vino italiano. Il nostro sogno è che il nostro marchio Cacciatora prima, Caldirola pure, sia riconosciuto come il vino italiano. Gigi Maggioni, direttore commerciale Italia, Casa Vinicola Caldirola, Vinitaly 2011, un'azienda sempre in crescita, a dimostrazione che c'è una strategia comunque vincente. Sì, la strategia vincente è sicuramente le grosse campagne pubblicitarie che stiamo facendo al consumo, ma soprattutto la partnership con la distribuzione. Quest'anno abbiamo portato un incremento del 10% a valore e del 18% a volume. L'azienda ha chiuso a 55 milioni di euro e la soddisfazione non solo di aver consolidato l'Italia, ma di aver portato parecchio export. L'azienda Caldirola è nata con la grande distribuzione, dove siamo leader, punta sulle bottiglie ma anche al brick. L'azienda ha sempre puntato principalmente nello sport, nella comunicazione sportiva. Abbiamo riconfermato Inter e Milan per la stagione, in più abbiamo aggiunto una nostra vecchia passione che è il ciclismo, e quindi siamo entrati come sponsor del Giro d'Italia. Probabilmente l'anno prossimo avremo delle altre grosse novità. Abbiamo deciso anche di fare edizioni limitate proprio per il nostro consumatore, chiamiamolo VIP, e lì speriamo in bene. Noi già stiamo operando per poter far fronte a tutte le richieste della distribuzione, proprio perché alcuni nostri competitor già si sono tolti dal mercato. L'obiettivo dell'azienda è arrivare entro il 2014 a 100 milioni di euro, di cui il 50% verrà fatto in Italia e l'altro 50% verrà fatto all'estero. Ecco, bellissimo constatare che anche l'Italia ha la sua fetta nel fatturato, quindi ricordiamo che l'italianità è anche un fattore di successo di Casa Vinicola Caldirola. Assolutamente, l'Italia è per noi ancora il mercato più importante, ripeto, sia con la grande distribuzione ma anche con altri clienti che comunque ci stanno sostenendo e ci aiuta a sviluppare l'estero. Caldirola è il futuro.